Cosa si può dire dell'ingresso? Cosa ci puoi dire? L'ingresso nel Tempio a Megaron è centrale tra le due ali del prolungamento dell'ambiente rettilineo interno, crea sul davanti probabilmente un portico, perché questo si considera coperto con un tetto a doppio spiovente, come potete vedere anche nella ricostruzione che se ne è fatto nel Tempio a Megaron di Serra Orrios, con all'interno quindi la cella riservata ai sacerdote, con lo spazio per contenere le offerte votive, Come mai probabilmente non c'è la stele, come succede in tanti altri siti? la stele riguarda la tomba dei giganti. Ah, E quindi sulla tomba dei eppure giganti ai Sterzidi c'è la stele. no, non c'è la stele, perché Non questo c'è. è un tempio a Megaron. Abbiamo davanti un ingresso al centro, centrale, sulla parete centrale. Qui c'è stato probabilmente un riuso successivo da come Vuoi possiamo... ricordare agli spettatori di YouTube dove siamo? Siamo a Surromanzesu. Siamo in agro di Bitti, in una località chiamata Surromanzesu, che è un'area sacra vasta diversi ettari, dove pare che ci siano qualcosa come 200 capanne. In questo sito abbiamo un pozzo sacro con una struttura ad anfiteatro sul davanti, praticamente lungo la canaletta che portava fuori l'acqua, con una piscina che è contornata da una serie di gradinate, e oltre a questa struttura religiosa principale ci sono anche questi 3 templi a Megaron. Questo è denominato tipo B perché è il secondo, poi ne abbiamo uno verso che probabilmente avete già visto nella tua precedente, e poi ce n'è un terzo che è incluso vicino ad una capanna, è uno spazio rettangolare con in quello leggermente diverso perché ha un ingresso laterale. Questo è il tipo più classico. Poi basta considerare, noi stiamo davanti. Ma la Sardegna è molto fornita di questi Megaron, non No, sono dei casi... prima di quello, quando si conosceva con gli Sterzili, si pensava che fosse l'unico. Poi, adesso piano piano, mi sembra che siamo arrivati ad una Anche, tu dozzina. stavi parlando anche di Serra Eurios, A vicino... Serra Orrios, nel villaggio di Serra Orrios, ce ne sono 2. Si conosceva prima con gli Sterzili, poi si sono visti a Serra Orrios, adesso piano piano si stanno scoprendo. Nell'area mediterranea ci sono dei monumenti che fanno riferimento a questo tipo di monumento, o noi sardi siamo da questo punto di vista unici? No, non siamo unici. Nel bacino del Mediterraneo noi dobbiamo guardare, per vedere questo tipo di tempio, da come prendiamo anche la denominazione di Megaron, dobbiamo pensare all'arte greca, all'architettura greca, quindi la greca arcaica del VII secolo a.C., dove il primo esempio di tempio greco era proprio un tempio a Megaron. In Antis, quando aveva il prolungamento solo davanti delle 2 pareti del rettangolo, dei lati lunghi della cella rettangolare, doppiamente in Antis come in questo caso, perché le 2 pareti perpendicolari, parallele, sono allungate anche verso l'esterno. Quindi è molto intrigante questa similitudine fra il tempio dorico arcaico e questo tempio della civiltà nuragica. Comunque, per quanto riguarda le caratteristiche di questi tempi dorici, facciamo riferimento a quello che scriveremo nel sito stesso, ovvero sia per commentare nel commento scritto del video che abbiamo testé presentato. Possiamo anticipare solo un piccolo punto interrogativo. Allora, Sì. qui noi siamo 1300 anni avanti Cristo. Il tempio a Megaron greco si parla del VI-VII secolo. Allora, dove nasce il tempio a Megaron? I tempi dicono che nasce in Sardegna. Quindi da qua può derivare il tempio a Megaron greco e non viceversa. Quindi, anche se non si può parlare di talassocrazia nuragica, però possiamo dedurre che comunque i nuragici avevano un grande ruolo nel Mediterraneo. Avevano sicuramente un grande ruolo. Prova ne sia che anche se guardiamo le statue in arenaria dei Monti Prama, ci ricordano nel loro aspetto generale, nel loro stare statici, essere rappresentati in maniera statica, ci ricordano anche lì
la scultura arcaica greca. E allora questo mondo della Sardegna, questo sviluppo della civiltà in Sardegna, al centro del Mediterraneo. Ed ecco, siamo nuovamente nel Megaron di cui parlavi. E questo è quello A. Siamo nel retro e quindi anche questo si può chiamare doppiamente in antis, perché anche nel retro i due muri laterali del rettangolo vengono al di fuori, sporgono rispetto al muro perpendicolare.